Professor canonico Salvatore Busso, che è direttore dell'Ortobene. Don Busso, la parola. Non sono professore. Dopo questa lezione di padre Raimondo Turtas sulla storia, dove abbiamo visto tante deficienze della Chiesa sarda, possiamo dire di essere in un certo senso più fortunati, perché dopo tutto almeno adesso i vescovi sono tutti sardi eccetto uno, quindi il sardo lo capiscono, non sempre lo parlano, forse proibiscono anche di parlare, però lo capiscono almeno. E siamo più fortunati anche rispetto al concilio plenario sardo del 1924, quando i vescovi erano tutti continentali eccetto uno, quindi non siamo più così colonia come un tempo. Allora il mio tema è lingua e cultura sarda, istanze e aspettative nel concilio plenario sardo. Vi confesso che affronto questo argomento con molta trepidazione, perché la mia preparazione in questo argomento non è un granché. Comunque, la singolare tensione singolare in tutti i sensi naturalmente, tra il parroco di Bulsi e il suo vescovo a proposito della messa in limba in occasione della festa di San Sebastiano certamente ha destato molto scalpore in tutta la Sardegna e anche molte perplessità nel mondo ecclesiale. E dico questo perché un parroco anche giovane non dovrebbe ignorare quelle leggi che regolano la liturgia, soprattutto la liturgia della messa, e d'altra parte perché questo vescovo, se è vero che era stato preavvertito e informato su questi preparativi, doveva intervenire subito per dire che la cosa non era fattibile, anziché rimanere all'ultimo momento. Dicevo, ci sono delle leggi, la Chiesa è molto rigorosa riguardo alla liturgia, noi abbiamo leggi che ci provengono dal diritto canonico, soprattutto il canone 838 paragrafo terzo, ma soprattutto abbiamo una Costituzione conciliare, la Sacrosanctum Concilium, che è la prima Costituzione fatta dal Concilio Vaticano II. Prima non solo in ordine di tempo, ma anche come importanza, perché la liturgia nella Chiesa è il punto nevralgico, il punto più delicato, per cui la stessa Sacrosanctum Concilium dice che la liturgia è il culmine e la fonte della vita stessa della Chiesa. Ma questa Sacrosanctum Concilium ha alcuni numeri, il 37 e 40, che trattano della inculturazione della liturgia, del messaggio cristiano e della liturgia, quindi nelle varie culture e nelle varie lingue. C'è una istruzione dell'anno scorso, molto recente, la istruzione che è intitolata La liturgia romana e l'inculturazione, che regolamenta quei numeri del Concilio Vaticano II per adattare veramente la liturgia alla cultura e alle lingue nazionali. Allora dicevo, io mi attengo soprattutto a questa istruzione che ho qui, la liturgia romana e l'inculturazione, per dirvi quelle cose che devo dire, anche perché dobbiamo evitare certi luoghi comuni, ecco, che se la prendono con la Chiesa, perché sarebbe poco sensibile alla cultura sarda, alla lingua sarda. Può essere anche vero, ma non sempre è così vero come si crede, perché i vescovi non è che possono decidere di testa propria, è necessario che in questo ci sia la Santa Sede che approvi certe
deliberazioni. Allora dico, quando sono avvenuti quei fatti di Bulsi, c'è stato tanto baccano, si è fatto tanto baccano e molti politici hanno strumentalizzato questo fatto. Giustamente un articolo molto bello di Bachisio Bandinu ha stigmatizzato queste strumentalizzazioni quando ha detto che i politici muti fino a quel momento, quando hanno avvertito l'eco dell'evento di Bulsi, sono entrati in un luogo sacro e hanno improvvisato panegirici e anatemi, montando un caso e gridando allo scandalo. Tale montatura, diceva in quell'articolo Bachisio Bandino, danneggia la causa della lingua sarda. È bene dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cioè, la Chiesa certamente deve interessarsi di questi problemi, ma lo fa non perché in prima istanza sia obbligata, ci sono altre istituzioni che devono fare tutto questo. Comunque dicevo, ritornando ai fatti di Bulsi, in qualche modo erano condannabili e molti li hanno condannati quei fatti, però certi effetti sono effetti di cui ci rallegriamo, perché oggi, se stiamo parlando di questo problema, forse lo dobbiamo anche a questo. Se aveva qui quello che diceva Agnese a Lucia, ricordate? Qualche volta si dà uno schiaffo, o meglio un pugno a un cristiano. Non gli sta bene darglielo, ma una volta dato, dice, nemmeno il Papa glielo può levare. Quindi certamente questo fatto di Bulsi è un fatto che ha messo sul tappeto un problema che esiste, non dobbiamo negarcelo, esiste questo problema della cultura e della lingua sarda. Allora la mia relazione, dicevo, lingua e cultura sarda. Io non è che sia molto addentro a queste questioni, comunque innanzitutto dobbiamo dire concetto di cultura e cultura sarda. Cultura in etnologia è il complesso delle istituzioni collettive di un gruppo etnico con riferimento ai suoi costumi, alle sue tradizioni, ai suoi prodotti materiali, eccetera. Il concetto di cultura viene da molto lontano, perché nel mondo latino cultura indicava l'insieme delle pratiche e dei frutti inerenti alla coltivazione dei campi. Nella sua etimologia, cultura viene dal verbo colere, coltivare, da cui deriva anche incola, abitante, perché il lavoro dei campi era nell'antichità l'attività caratteristica di una popolazione stabilmente residente in un territorio, in contrapposizione alle civiltà nomadi che non erano incole di una terra precisa. Fu Cicerone a stabilire una metafora famosa con cui il termine cultura veniva trasposto al settore delle attività dell'anima, delle attività psichiche, per cui egli parla di cultura animi, della cultura dell'anima, come corrispondente latino a quella greca paideia. Tale concetto, tramite la mediazione della tradizione filosofica razionalistica a partire da Cartesio in poi, è giunto fino a noi per designare il processo della formazione della personalità, della acquisizione degli elementi distintivi della propria umanità. Però in sociologia e soprattutto in antropologia l'accezione moderna del termine cultura è assai diversa. Indica la forma di organizzazione di un popolo quale si presenta allo scienziato sociale che si appresta a studiarla. E se prima la cultura veniva considerata solo nella sua accezione moderna, nella sua accezione razionale e quindi patrimonio esclusivo dei popoli civilizzati, dove si configurò come organizzazione comune ad ogni società umana, ma tanto più interessante nelle popolazioni più primitive, perché ivi si presenta nella sua forma più originale. Questo soprattutto è stato per merito degli studi di quel
di quell'antropologo inglese Edward Taylor, che studiò l'origine e l'evoluzione delle culture nel suo libro La cultura primitiva. La sua definizione fu: è un insieme, la cultura, un insieme complesso che comprende la conoscenza, la credenza, l'arte, la morale, il diritto, il costume ed altre capacità acquisite dall'uomo come membro della società. La cultura, bisogna dirlo, è un elemento della realtà umana che non tende a sopravvivere per conto proprio, per conto suo, ma viene alimentata continuamente attraverso un'azione positiva da parte della società. Altrimenti una cultura non alimentata continuamente è una cultura che muore, quello che potrebbe capitare alla cultura sarda se non venisse alimentata. Io qui non intendo analizzare questi concetti perché non ne avrei la capacità. Dico solo che è un concetto che si applica anche alla cultura sarda, sia quella antica del popolo dei Nuraghi, studiata dal professore Giovanni Liviu qui presente, sia quella dei Giudicati, la quale, unica con quella del popolo dei Nuraghi, vide i sardi sottratti per lunghi secoli al ruolo di dominati. Eravamo un periodo molto felice, un periodo in cui la Sardegna era un popolo libero. Ricordiamo la polemica lettera di Brancaleone Doria, marito di Eleonora, il quale con orgoglio rivendica la statualità e l'indipendenza dei Giudicati. Noi signoreggiamo il nome della casa d'Arborea, la quale casa d'Arborea è da 500 anni signora in quest'isola. Ma quel concetto di cultura sarda, mutatis mutandis, possiamo dire che continua ancora oggi, anche se la nostra cultura è molto omologata a quella continentale. Io non parlo dell'opera culturale che hanno fatto tanti intellettuali, quella cultura dotta, per intendersi, che si è svolta attorno alle riviste di grande prestigio come era Aristocrazia di Raffaello Marchi, mi pare che si chiamava così quella rivista, oppure alla ben più prestigiosa rivista Ichinusa di Antonio Pigliaru, che certo sono basilari nella scoperta della nostra cultura e della nostra identità, una rivendicazione orgogliosa della nostra alterità, che non intende suonare il piffero, come si diceva, per i potenti di turno. Un'opera culturale iniziata attraverso i Ichinusa, soprattutto in quel convegno di Nuoro nel 1958, forse alcuni dei più anziani qui hanno partecipato, e poi continuata da vari studiosi, tra i quali soprattutto Michelangelo Pira, con tanti articoli, e soprattutto ancora con quel libro La rivolta dell'oggetto. Impressione da questa cultura vorrei che venisse valorizzata molto, quella cultura sommersa ancora tutta da scoprire. C'è una tecnica chiamata, mi pare, carotaggio, per assaggiare il sottosuolo. Una sonda affonda e porta alla luce un cilindro di terra, una carotta di materiale da esaminare. L'indagine può rivelare un tesoro o può deludere, ma anche in quest'ultimo caso il lavoro non è stato inutile, si sa almeno che si deve cercare altrove. È la tecnica che stanno usando parecchi studiosi di oggi, uno dei quali potrebbe essere, che io conosco, mio amico Enzo Espa, anche se non è stato molto valorizzato dalla cultura precedente perché è un uomo di destra. Ebbene, questa cultura sarda, quella umile alla quale pochi si interessano, conservata nella memoria dei vecchi, racconti e poesie tramandate da padre in figlio, solo oralmente, proverbi, detti, canti, gozos. Ed ecco l'importanza allora della lingua sarda. E io penso anche con questa cultura sommersa, scoperta, sì,
potrebbero trovare tanti termini, tante parole per arricchire precisamente questa lingua sarda. Una lingua sarda che certo non è un dialetto, ma è una vera lingua, anche se oggi, anche a un certo livello, anche qualche vescovo lo dice, non è una lingua ma un dialetto, è una vera lingua. Allora io cito qui quello che dice nell'introduzione al libro Parlare e scrivere il sardo di Michele Conte, quello che dice il professor Lilì: il sardo è una lingua romanza, la più vicina al latino, che gli studiosi stranieri tengono in gran conto e che per i sardi costituisce un patrimonio culturale preziosissimo e inalienabile, pena la rimozione della propria storia, la perdita della propria specificità e diversità e al fine la morte della nazione e del popolo di Sardegna. Purtroppo dobbiamo dircelo, è una lingua che ha vissuto per secoli e continua a vivere nella oralità. È un codice di comunicazione quotidiana di una parte soltanto dei sardi che rimane fuori dalle aule scolastiche. Bisogna fare in modo che ritorni ad essere una lingua viva, a voce e in iscritto. Noi sappiamo che la nostra lingua, del resto ce lo diceva Padre Turtas, è nata soprattutto, credo, nel periodo dei giudicati, se non sbaglio, e proprio a quel periodo dipendono quelle 4 varianti del campidanese, logudorese, gallurese e arborese. Oggi le varianti coufficiali sono il logudorese e il campidanese, e poi ci sono tanti dialetti. Allora domandiamoci, quali possono essere le istanze da fare alla Chiesa sarda riunita in concilio e quali le aspettative che ragionevolmente si possono nutrire? Io conosco il pensiero dei vescovi, li ho contattati tutti, anche perché tutti li ho intervistati in previsione del concilio, e posso dire che tutti in linea di principio siano favorevoli a questo, non sono contrari, solo che vedono tante difficoltà pratiche che potrebbero essere in seguito, anche con la spinta del concilio, potrebbero essere superate in modo da addivenire a un tempo in cui veramente la lingua sarda possa essere, non in tutte le messe, ma almeno in certe messe, usata. Allora, faccio alcune premesse. L'inculturazione della fede avviata dal Concilio Vaticano II e sollecitata dalla nuova evangelizzazione che è impegno ecclesiale dei nostri giorni tocca certamente anche la liturgia e la lingua in essa usata. Nella inculturazione si verifica un duplice momento: da una parte la penetrazione del Vangelo in un dato ambiente socioculturale per fecondarne dall'interno le qualità di quella cultura, dall'altra parte la Chiesa assimila quei valori, nel caso che essi siano compatibili con il Vangelo, e si serve di essi per meglio approfondire lo stesso annunzio di Cristo e per meglio esprimerlo nella celebrazione e nella multiforme vita della comunità dei fedeli. Si ha un'osmosi vicendevole rispettosa di entrambi i soggetti interessati. Tutto questo si fonda nel mistero dell'incarnazione. Tutti conoscono quella frase iniziale del Vangelo di Giovanni: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Per cui per mezzo dell'inculturazione la Chiesa incarna il Vangelo nelle diverse culture e nel contempo introduce i popoli con la loro cultura nella propria comunità ecclesiale. Con l'inculturazione deve essere rispettata, e qui è la delicatezza dell'argomento, la natura della liturgia, la fedeltà dottrinale e sacramentale come unità spirituale e sociale nel legittimo pluralismo culturale, perché la liturgia è la stessa Chiesa in preghiera, il mistero pasquale del Signore celebrato e partecipato. È in gioco l'ortodossia e l'ortoprassi.
Perché non venga compromessa questa fedeltà dottrinale. La Chiesa è molto attenta alle traduzioni nelle varie lingue dei testi liturgici, così importanti e veneranti, molti dei quali sono biblici. Una eventuale traduzione di essi non può contenere dottrinali perché lex orandi, lex credenti. E di qui l'esclusiva competenza della Santa Sede nelle autorizzazioni. Fatte queste premesse, possiamo dire che la Chiesa sarda, lo dicevo poc'anzi, non è in linea di principio contraria all'uso della lingua sarda nella liturgia. Le difficoltà sono di ordine pratico, anche perché oggi i sardi sono bilingui e si esprimono ed esprimono bene la loro identità profonda sia in lingua sarda sia in lingua italiana. E ci sono domande, molti si domandano, soprattutto qualche vescovo si domanda, ma è proprio vero che i sardi che chiedono l'uso della lingua sarda nella liturgia siano veramente tanti? Cioè, è una richiesta che parte veramente dalla base o è soltanto una richiesta che parte da un gruppo di intellettuali? Questo lo dicono certi vescovi. Allora non bisogna crearsi facili illusioni, bisogna ricordare quanto è stato detto all'inizio: i vescovi non hanno competenza in questo, perché l'approvazione delle preghiere liturgiche la Santa Sede le ha riservate a sé, togliendo la facoltà ai singoli vescovi. Neanche il Concilio Plenario Sardo è competente a legiferare in materia. Esso potrà riconoscerne la possibilità in linea di principio ed esprimere un parere sull'opportunità. Certo, il Concilio dovrà ridimensionare le esasperazioni del problema, riconducendolo alla ragionevolezza e alla verità, nella considerazione che la fede dei sardi non crescerà automaticamente, questa è una frase che ho sentito, con l'uso della lingua sarda nella liturgia. Potrebbe anche avviare però la Chiesa una seria sperimentazione nel campo delle preghiere extraliturgiche per misurare concretamente il bisogno e il desiderio e quindi il gradimento dei fedeli. Il Concilio avrà bisogno di molta serenità per interpretare la volontà di Dio a riguardo ed evitare decisioni affrettate e non mature che non sarebbero accolte dalla comunità con pericolo di lacerazione e divisione. Potrebbe capitare che qui a Cagliari un sacerdote celebri la messa in campidanese e magari in quella parrocchia la maggioranza, molti non sono sardi oppure molti non sono campidanesi e quindi voi capite cosa capita. Perciò le pressioni indebite anche nei mass media, le strumentalizzazioni, le polemiche, che certo non sono frutto della carità di Dio che deve animare la Chiesa, non favoriscono la giusta soluzione del problema, lo affalsano e lo ritardano. A questo punto io sto per concludere, direi che bisognerebbe attuare delle condizioni preliminari, cioè occorrerebbe una maggiore conoscenza della lingua sarda da parte dei giovani, i quali oggi in grandissima parte vengono educati alla e nella lingua italiana, per cui si riducono sempre le schiere dei vecchi o anziani in genere che parlano il sardo. Si tratta anche di vedere in quale lingua sarda potranno essere tradotti i libri liturgici, campidanese, logudorese, gallurese. Interessante qui la raccomandazione che faceva il professor Liliu sulla Nuova Sardegna del 18 febbraio nella pagina culturale. Egli raccomanda l'istituzione, mi pare che ne parli anche il giornale oggi, su questa nuova legge che è stata proposta, l'istituzione di un'accademia della lingua come osservatorio dello stato, del movimento, dello sviluppo delle varianti linguistiche per giungere nel concreto dell'uso o alla scelta di una delle varianti, quella preponderante, nella lingua comune, quale lingua comune, oppure alla costruzione di una koiné
linguistica come è avvenuto in altri paesi. Sarà difficile infatti che la Chiesa possa riconoscere o dare onore liturgico, celebrativo e eucaristico a troppe varianti o sottovarianti come sono i dialetti. In concreto proporrei questo. Queste sono proposte che potrebbero essere anche attuate. Prima di tutto iniziare o continuare, perché certo la stanno facendo, la traduzione completa della Bibbia in lingua sarda, nelle sue varianti ufficiali, lugodarese e campidanese. Secondo, la conferenza episcopale sarda potrebbe costituire con la regione sarda una commissione paritetica formata da letterati, linguisti, teologi e liturgisti che nel loro lavoro tengano conto degli ultimi apporti delle rispettive scienze e in particolare delle traduzioni già fatte come quella della CE. Con gli stessi criteri si proceda in tempi più ravvicinati alla traduzione del messale, del lezionario festivo e del lezionario dei santi. In tempi ancora più brevi si dovrà procedere alla traduzione dei testi liturgici riguardanti i sacramenti dell'iniziazione cristiana e i riti dei defunti. Ma durante i lavori del Concilio si potrebbe già precisare le norme per il possibile uso della lingua sarda in alcune preghiere, che poi in pratica alcune cose si fanno già. Il canto del Padre Nostro, canti prima e dopo la messa, novene tradizionali, canti e preghiere della settimana santa, parimenti precisare anche le norme sull'omelia in sardo, ma molti lo fanno già. Io mi ricordo, sto concludendo, mi ricordo che quando ero a Oliena, viceparroco, il canonico Bisi, tutte le domeniche, la prima messa, faceva la spiegazione del Vangelo in sardo, in un bellissimo bittese, ma era veramente una cosa che faceva restare incantati. E quindi io penso che la lingua sarda possa ancora fare questo e ritornare almeno in certe messe, soprattutto a predicare in sardo. Infine si studi la possibilità di celebrare, naturalmente con le debite autorizzazioni, e non sarà difficile se il Concilio lo propone, una Santa Messa nelle domeniche e nelle solennità, se non in tutte le chiese, soprattutto nelle città, almeno in qualche chiesa a una certa ora ci sia una messa celebrata nella lingua sarda. Io sono convinto che a quella messa parteciperebbero moltissime persone anche dalle varie parti della città per ascoltare e per sentirsi a loro agio, sentire la loro lingua. Aspettative. Io mi aspetto molto, però non credo che in questa materia ci siano molte aspettative di carattere generale. Forse mi sbaglio, casomai direte il contrario voi. Comunque alcune speranze che in un futuro non molto lontano si possa arrivare, almeno gradatamente, a quei traguardi prospettati prima, possono essere ragionevolmente nutrite. Ciò avverrà nella misura in cui ci sarà una crescita socioculturale e politica, ossia nella misura in cui ci si incontri su alcuni minimi denominatori per scelte precise circa la lingua sarda. Io penso che anche quella legge che stanno proponendo, anche sulla spinta del Partito Sardo d'Azione, possa giovare molto a questo riguardo. Certo, bisogna evitare di gravare la Chiesa, sic et simpliciter, di problematiche e richieste di soluzioni che non le competono in prima istanza. Significherebbe creare reazioni uguali e contrarie a quelle che sono avvenute dopo i fatti di Bulls, ma sperare non è proibito, a patto che si riempia di senso e di impegno l'attesa.